Sì, e questa qua è qui. Ah, grazie, venite. Alla salute, se permettete, faccio io un brindisi. Di Donna Saveria e di Don Vincenzo Gallucci che ci hanno voluto qua intorno a loro per festeggiare questa coppia generosa e simpatica. Felicità, salute e denaro. E denaro, Michele, ragazzi. Saluti la prima cosa, la prima cosa. Buona fortuna a te. Buono, veramente. Sistemata qua, vedete? Mettilo. Buona salute a chi resta. Salute. E direi che la corona è morta. I porti. Don Vincenzo viene a voi. A me. A Vincenzo Gallucci dice. Sono cose pazze. Il fratello attivo. Aveva fatto lo scherzo a fare. Vabbè, accettate lo scherzo e non vi amareggiate. Ma come il giorno del mio compleanno mi arriva una colonna e è morto, non mi devo amareggiare. Tutti invidia. Ma tu vedrai la fine di tutti i tuoi nemici. Dite a chi vi ha ordinato questa corona che Vincenzo Gallucci tiene una salute di ferro e che andrà ai funerali di molti iettatori. Ma chi te l'ha ordinato questa corona? Ma un signore che non conosco, ma date l'indirizzo, ha pagato e se n'è andato. Sì, ma adesso te ne puoi andare pure tu, perché qua è tutta gente viva. Grazie a Dio. Però dovete fare subito la smentita sui giornali, perché sapete, la voce corre. Questi sono affari nostri, voi ve ne potete andare. Mi dispiace che ho perduto mezza giornata per fare un lavoro degno, ma non mancherà l'occasione per servirvi come Ma meritate. che tutta la famiglia tua, capito? A te non mi fai Ma osare. vedi che si innervosisce di quello che sta succedendo qua. Io vorrei proprio sapere chi è stato. Chi è stato? Mio fratello Attilio. Ma tuo fratello sta a Roma. Già, come se ci volesse stasera incaricare un amico a Napoli. Va bene, non ci pensiamo più, va che è meglio. È meglio, sì. Venite, vi voglio far vedere i regali che ho fatto a mio nonno. È un magnifico taglio di vestiti. Stoffa autunnale. È stato di gusto, veramente. Non giova Venite, il vostro parere. venite, sì, andate. Tu intanto sparecchi alla tavola. Bene, signore. Avete sbagliato, scusate. Ma come vi mettete a dire non mancherà l'occasione per servirvi come meritate? No, ma io intendevo dire per un battesimo, un matrimonio. E vi potevate esprimere meglio. Vabbè, scusate tanto. Non vi dimenticate la smentita sui giornali. Sono affari nostri. Va bene, va bene. Via, via.